Legata al letto con fascette da elettricista, stordita con le scariche elettriche di una pistola Taser e derubata dei propri averi, i responsabili della brutale rapina messa a segno la notte del 1° marzo scorso a Fara di Soligo ora hanno un nome ed un volto e, sorpresa, sono i nipoti della vittima, una donna di 49 anni, polacca. Si tratta di 2 fratellastri, entrambi polacchi, il minore ha 24 anni, vive e lavora stabilmente in Italia, a Sernaglia della Battaglia, il maggiore fa l'autotrasportatore e risiede in Polonia. I 2 hanno aggredito la zia nel cuore della notte senza farsi riconoscere. Avevano il volto travisato e legandola al letto dove la donna stava dormendo le hanno subito gettato sopra una coperta. Lei è stata letteralmente costretta all'immobilità perché è stata coperta sul letto e poi legata ai polsi con delle fascette, quelle lì insomma da elettricista. Colpita più volte con questo taser per essere stimolata a rivelare il nascondiglio di ipotizzate banconote, insomma soldi che doveva avere in casa, che in realtà non c'erano, e quindi lei è rimasta in questo grave stato di soggezione per un'ora abbondante. Nonostante la violenza ed il terrore, la donna non si è persa d'animo e in un momento di distrazione dei 2 che rovistavano nella casa alla ricerca dei soldi è riuscita a liberarsi, afferrare il cellulare ed effettuare 2 chiamate al figlio e al marito, lasciando aperta la linea. È stato quindi proprio il figlio, che vive poco distante, a precipitarsi nell'abitazione mettendo in fuga i 2 malviventi che solo ora si è scoperto essere i suoi cugini. Le indagini scattarono immediatamente anche perché la rapina è avvenuta 5 ore prima e a pochi chilometri di distanza dal duplice omicidio di Rolle di Cison di Valmarino. In un primo momento si pensò che i 2 episodi potessero essere collegati, ipotesi poi esclusa. Decisive per incastrare i 2 nipoti, uno ora ai domiciliari, l'altro rinchiuso nel carcere di Santabona, le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Hanno immortalato l'auto usata dai rapinatori sia per arrivare che per poi andare via dalla casa dove è stata fatta sta rapina.